Parliamo di futsal. Siamo in collegamento con Luigi Pagana, coach dello Sporting Altamarca. Innanzitutto, coach, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi dell'invito, come al Gra- solito. Grazie a te, naturalmente. Per prima cosa, questo sarà un anno particolare per lo Sporting Altamarca. Ci riferiamo al fatto che festeggerà i 30 anni. Sì, sì, fai 30 anni di attività, infatti stanno cercando di fare più eventi possibili proprio per festeggiare questa data. È una data per loro molto importante, insomma, 30 anni di attività già inizia a essere qualcosa, insomma, in questo mondo qui poi. E quindi lo vogliono festeggiare nel migliore dei modi. Sinceramente so che faremo un amichevole col Pesaro, ma non mi hanno svelato i programmi reali, quindi sono in attesa come tutti gli altri di sapere cosa faremo. Saranno diverse comunque le amichevoli in preparazione del campionato, molti test di lusso con formazioni di Serie A1. Sì, abbiamo due amichevoli con squadre di Serie A1, la prima è col Pesaro, appunto proprio nella data in cui si inizieranno questi festeggiamenti, e poi ci sarà la Camera la settimana dopo, quindi due belle amichevoli sicuramente. Certo. Parlando del girone, come commenti la composizione del girone di quest'anno? Beh, penso fosse abbastanza scontata. L'unico dubbio era il Cesena, se sarebbe stato dalla parte nostra oppure nel girone sud, ma alla fine sono stati l'altro anno nel girone sud, hanno fatto trasferte lunghissime. Penso che sia stato giusto inserirlo di qua. Per me, avere il girone completo, sinceramente, è meglio. Una partita in più, un campionato più completo, un campionato a 14 squadre con tutte le partecipanti che sono presenti e sinceramente meglio. Sai, i campionati quelli con meno squadre, con qualcuno che manca, ci sono sempre i buchi, spesso soprattutto col numero dispari, ci sono soste in più, alla fine non è mai bello. Finalmente avremo un Indubbiamente, campionato completo. Però certo. ecco, l'unico dubbio era il Cesena, poi le altre erano abbastanza scontate. Parlando invece del calendario che è stato pubblicato recentemente, debutterete a Cagliari. Poi, come commenti il resto appunto delle partite? Certo, voi allenatori di solito dite prima o poi le dobbiamo incontrare tutte, il che è vero indubbiamente, però È diciamo un vero. debutto così come lo consideri? Ah, è un debutto, sai, la prima partita della stagione è sempre particolare, quindi per di più a Cagliari è sempre una trasferta ostica, è difficile portare via punti da di là. Noi, come al solito, cercheremo di fare il massimo nel periodo di preparazione per essere pronti alla prima, ecco. Cercheremo di portare a casa punti come in tutte le altre partite, però sappiamo che insomma giocare a Cagliari non è una partita semplice. Loro hanno cambiato molto, oltretutto, quindi avranno stimoli nuovi, motivazioni diverse. Sai, quando c'è il cambiamento c'è sempre un ripartire, una motivazione che si rigenera, quindi sicuramente troveremo una squadra agguerrita. E per quanto riguarda invece le altre compagini, quali sono secondo te, almeno sulla carta logicamente, le papabili diciamo alla, promozione? Ma io penso che è un campionato molto equilibrato, con 4-5 squadre forse che hanno qualcosa in più. Sicuramente noi ce l'abbiamo abbastanza spalmate queste squadre durante la stagione, nel calendario. Diciamo, dovremo stare attenti a mantenere una condizione abbastanza costante perché non avremo la possibilità. In generale questi sono campionati dove la costanza fa sempre la differenza. Però avendo anche le partite importanti un po' più spalmate, secondo me dovremmo stare molto attenti a gestire la condizione. Per quanto riguarda quali sono le formazioni più ostiche, io penso che quelle che l'altro anno hanno fatto bene, quest'anno non è che faranno male. Quindi il Pordenone, poi c'è il Mantova che è sceso da giù, il Mestre che nella seconda parte del campionato ha fatto molto bene,
nonostante un inizio non buono, sono arrivati insomma in fondo in Coppa e a un soffio dal qualificarsi per i playoff. Insomma, è una squadra che anche quella, ora anche dopo la fusione, è interessante. Poi Pordenone sicuramente, come ho detto, forse ha qualcosa in più delle altre in partenza, insieme al Mantova, che comunque è nella categoria di sopra e ha esperienza. Sicuramente tu non lo dici per scaramanzia, però vorreste essere No, no, state voi tra le no, papabili io alla parlavo delle promozione. altre, Anzi, io hai sempre detto io par- che volete arrivare il più in alto possibile. sì, sì, ma io parlavo delle altre, non parlavo di noi. Noi Certo. ovviamente l'ambizione è quella lì, rimane sempre quella lì, non è che è cambiata dall'altro anno a quest'anno. Noi l'ambizione è sempre quella di stare lassù e giocarci tutte le partite per vincere, perché l'obiettivo è quello. Non è che abbiamo mai fatto un segreto di questo. Sappiamo che insomma una stagione si gioca su tanti episodi, l'abbiamo visto in queste ultime due, purtroppo non siamo riusciti a trovare la continuità perché ci sono mancati alcuni giocatori nei momenti importanti. Speriamo che sia stato di insegnamento per noi nella gestione dei ragazzi quello che è successo l'altro anno e di riuscire insomma ad avere continuità di presenza della rosa, ecco, perché secondo me la formazione è buona, siamo competitivi, dipende tanto ecco, da questi episodi che possono condizionare. L'altro anno per esempio a noi sono mancati dei giocatori che veramente hanno condizionato nella fase importante il nostro rendimento, senza nulla togliere agli altri, ecco, però insomma ci sono degli episodi che determinano la stagione spesso e noi dobbiamo stare attenti a non ripetere, diciamo, nella gestione dei giocatori magari qualche piccolo errore che abbiamo fatto o comunque a gestire ancora meglio di quello che abbiamo fatto per evitare il più possibile queste cose. Poi ci sono cose che sono inevitabili, lo sappiamo, perché l'infortunio di Albise di 2 anni fa, insomma, non era una cosa evitabile. Sono situazioni che bisogna avere anche quel pizzico di fortuna, no? Però ecco, noi puntiamo a quello. Chiarissimo. E dunque per averci parlato della prossima stagione che inizierà tra non molto in Serie A2 con Serie 2 Elite per la precisione, ringraziamo di cuore Luigi Pagana, coach dello Sporting Alta Marca, per essere stato con noi. Grazie mille anche a voi per la grande visibilità che ci date ogni volta e per la gentilezza con cui lo fate, insomma. Un grande abbraccio e grazie ancora.